Buongiorno a tutti. Porgo un cordiale saluto a tutti i partecipanti a questa solenne cerimonia, agli ex combattenti presenti oggi qui e ai rappresentanti delle forze armate. È per me sempre un onore commemorare come sindaco, accanto al monumento che li ricorda, i nostri compaesani caduti in guerra per la patria. Purtroppo, anche in quest'anno che sta passando, non sono mancati in diverse parti del mondo conflitti che provocano vittime innocenti, lutti, fame e disordine. Ricordiamo gli avvenimenti dell'ultimo periodo, in cui il fanatismo e la scelleratezza di pochi, come sempre accade, sta provocando un'ondata di interventi, nei quali purtroppo chi ne fa le spese sono sempre gli innocenti. Oltre a questo ricordiamo tutte le parti del mondo in cui è estremamente difficile parlare di pace. Nonostante siano sorti organismi internazionali tesi a garantire la pace, non sempre sono efficaci. E le popolazioni di tanti paesi soffrono per tutte le conseguenze che la guerra porta con sé. Fortunatamente non siamo coinvolti direttamente in nessun conflitto, ma partecipiamo con volontarie contribuzioni ad alleviare le sofferenze di tante persone che vivono questi incubi quotidianamente. Noi piangiamo ancora i nostri morti delle guerre mondiali e in tutti resta il ricordo dei lutti che hanno colpito le famiglie, il dolore di vedove e di madri, di orfani lasciati soli. Siamo qui perché resti sempre vivo il ricordo del sacrificio di migliaia di giovani e fra essi i valorosi nostri compaesani morti in terre lontane per difendere la patria, la pace e la libertà. Grazie al sacrificio dei nostri cari che hanno combattuto per noi, oggi siamo uomini liberi, anche se non sempre siamo sereni per le molte difficoltà della vita, per il lavoro che manca e per la povertà delle risorse economiche e anche per tanti altri problemi. Fortunatamente l'Italia, pur nelle diverse realtà regionali di lingua, costumi e tradizioni, è e deve restare sempre un popolo unito. A noi tutti, e soprattutto ai giovani, di cui mi sento rappresentante, spetta l'obbligo di difendere questa unione e questa libertà, condannando con forza gli atti di terrorismo che tendono a privarci dei valori conquistati. L'augurio è che tutti nel nostro paese e nel resto del mondo possiamo sempre vivere in pace e serenità. Viva l'Italia!
Adesso passo un attimino la parola a zio Mimio che ci leggerà il bollettino di guerra. Bollettino della vittoria. Ma poi la ricostruzione. E dopo molti anni in compagnia del nostro sindaco, dottor Mario, e di tutte le autorità del nostro paese, ho l'onore di leggere l'elenco di tutti i caduti in guerra che morirono per la patria. Ed ora voglio leggere il bollettino di guerra che il generale Armando Diaz diede a Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re, Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per mezzi, iniziò il 14 maggio 1915 e con fede incrollabile, tenace e valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi e vinta la gigantesca battaglia ingaggiata il 24 ottobre e dalla quale prendevano parte 51 divisioni italiane, 3 britanniche, 2 francesi, una cecoslovacca ed un reggimento americano contro 63 divisioni austro-ungariche. È finita. La fulminea arditissima avanzata su Trento del 29° corpo della prima armata, sbarrando le vie della ritirata alle armate nemiche del Trentino, travolte all'Occidente dalle truppe della 7ª armata ad oriente e da quelle della prima e sesta e quarta, ha determinato ieri lo sfacelo totale del fronte avversario. Dal Brenta al Torre, l'irresistibile slancio della 12ª, dell'8ª e della 10ª armata e delle divisioni di cavalleria ricaccia sempre più indietro il nemico fuggente. Nella pianura, Sua Altezza Reale il Duca d'Aosta avanza rapidamente alla testa della sua invita terza armata, anelante di ritornare sulle posizioni da essa già gloriosamente conquistate e mai perdute. L'esercito austro-ungarico è annientato. Esso ha subito perdite gravissime nella accanita resistenza dei primi giorni di lotta e dell'inseguimento. Ha perduto quantità ingentissime di materiale di ogni sorta, pressoché per intero i suoi magazzini e depositi, e ha lasciato finora nelle nostre mani circa 300.000 prigionieri con interi stati maggiori e non meno di 5.000 cannoni. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Firmato Armando Diaz. Carissimi alunni della scuola di Bonarcaro, voglio dirvi grazie perché siete venuti numerosi e ordinati, bene accompagnati dai vostri rispettivi insegnanti, per rendere omaggio al monumento di questi eroi che dettero per la patria la loro vita e per fare a noi tutti un bel regalo, e quel regalo che ogni cittadino desidera avere nella vita, cioè la libertà. E loro morirono nel campo di battaglia per mandare fuori gli stranieri, per dirgli via,
dai confini sacri che la natura pose alla nostra Italia e a questi balieroi, osservando il leggendario fine Piave e vincere o morire. E intorno a quella prova si moriva quando all'Italia arrise la vittoria e il nome di un infante che periva passava all'alto bronzo della storia. Ora, se mi è permesso, se non vi annoiate, voglio leggere l'elenco dei 36 che sono caduti nel campo di battaglia. Ecco, e qui c'è il nome di tutti e 36. Accaredo Angelo. Presente. Accaredo Giovanni Giuseppe. Presente. Accaredo Giovanni Matteo. Presente. Azzeni Antonio. Presente. Barracco Francesco Antonio. Presente. Canoppia Salvatore. Presente. Carta Salvatore. Presente. Congiu Giovanni Andrea. Presente. Cossu Isidoro. Presente. Grove Luigi. Presente. Grove Salvatorangelo. Presente. Cuvedo Antonio Domenico. Presente. Cuvedo Giovanni. Presente. Cuvedo Raimondo. Presente. Deligio Serafino. Presente. De Martir Leonardo. Presente. Denti Antonio. Presente. Pai Sebastiano. Presente. Madeggio Andrea. Presente. Marongio Basilio. Presente. Montone Francesco. Presente. Mura Giovanni Maria. Presente. Pala Giovanni. Presente. Pinna Francesco. Presente. Pippia Antonio. Presente. Pippia Antonio Maria. Presente. Pira Francesco Giuseppe. Presente. Pileggia Prudente. Presente. Puzzolo Salvatore. Presente. Rosa Antonio Maria. Presente. Ruio Pietro. Presente. Serra Antonio. Presente. Serra Giovanni. Presente. Soro Antonio. Presente. Vigili Giovanni Maria. Presente. Vigili Pietro. Presente. A tutti il nostro più grande rispetto, perché siamo venuti per commemorare questi eroi che hanno voluto insegnarci tanta libertà ed essere tutti uniti. Ed ora, se non vi annoiate, voglio dirvi una piccola preghiera alla Madonna che ci guarda e ci avvicina, è sempre con noi, che possa ringraziare tutte le autorità civili e militari e tutta la scuola di Bonarcado che è venuta a rendere omaggio a questi eroi. Ed ora chiediamo alla Madonna di Bonacattu che anche a me, il 16 marzo 1945, quando una cannonata scese nella postazione, mi diede ambedue le mani e mi salvò la vita, mentre tutti i miei compagni sono morti, tutti e 9 miei soldati, e io ho dovuto assistere al terribile compito di identificarli tutti. Ed ora chiediamo alla Madonna di Bonacattu che dalla fonte dell'acqua bella che ci avvicina al suo santuario ne carichi una nuvola. E glielo diciamo in lingua bonarcadese, in sardo. De questa fontana di acqua cristallina, de vostra scaricare una nube, quando spraghebuttio so into tue, serrare a suo massacro sospiego. Possa tornare, sa vista sol seguo,
a suo mudo, sa favela torre e a suo surdo, su dito li torre, a sos paralítico, sos brioso, a sos infermo, salud e rioso, a su reparatismo, unione. Su bastore dende sorte in su masone, la temeda, salute in su aumento, e su messaggio, de uno a quinto, su indatterie fortuna in saua. S'artista viva bene in sartesua e l'impiegato a tanto. Asciuga de una mamma su pianto, de sorre, frades e sposas, che in sasiras de lottas sanbenosas vi ha rutto sposo, figliolo e frades. Assisti a tutte le autorità, civile, militare e religiosa. Esa società armoniosa, che ti prega con devozione, dai la santa benedizione. Con sa benedizione e l'assistenza, oh mamma, già che tiene il suo potere, aiuta ad ogni afflitto sconsolato. Come si intervento ha terminato, scusate i suoi errori, preghiere, restate tutti in buona permanenza. Grazie a tutti. Prima di recarci un attimino in comune, dove ci sarà un piccolo rinfreschino per voi, volevo ringraziare innanzitutto i ragazzi e le autorità che ci hanno fatto omaggio della loro presenza. Io non a caso ogni anno ci tengo tantissimo che ci siano le scuole alla commemorazione dei caduti in guerra. Io mi rendo conto che insomma, anche noi siamo stati piccoli come voi e certi discorsi ora non vi rimangono probabilmente in testa, però ricordatevi sempre che il rispetto per le persone che ora non ci sono più e che hanno dato la vita per ideali importanti come la libertà e la democrazia, che ora diamo per scontati, non ci rendiamo conto che invece in tantissime altre nazioni non siamo liberi, un po' tra virgolette, di fare tutto quello che vogliamo, così come siamo qui in Italia. E bisogna sempre ricordare, ragazzi, che il rispetto per le persone che hanno dato la vita per noi è esteso anche al rispetto di tutte le persone che oggi sono qui presenti e che incarnano le istituzioni, che danno servizi a voi, che mettono la loro faccia e la loro vita a disposizione, ognuno per le proprie competenze, per darvi un futuro il più possibile bello e migliore. Sono da rispettare come persone, sono da rispettare come istituzioni. E ricordatevi sempre che chi rispetta il prossimo e l'istituzione ne avrà rispetto. Ormai sembra quasi che ognuno possa, diciamo, sparare a zero su tutto e su tutti, magari anche insultando e prendendo in giro e parlando male di tutte le istituzioni. E questo è sbagliato, perché se anche qualche persona che incarna le istituzioni non si comporta come si dovrebbe comportare, quello è un problema della persona. Tutte le istituzioni, ognuna per le proprie competenze, hanno il diritto e il dovere di essere rispettate da tutti noi, perché ci stanno proteggendo, ci stanno dando tutti i servizi che con la loro volontà, forza e abnegazione lo fanno proprio per mettersi al servizio di tutti. Quindi io mi auguro che man mano che crescete e ascoltate un po' tutto quello che gli insegnanti, il parroco, le autorità civili, le persone anziane, anche il sindaco e tutte le autorità vi dicono, perché non ve lo dicono per sprecare fiato, non ve lo dicono perché vi vogliono annoiare, ma ve lo dicono con il cuore, perché quando voi sarete grandi ognuno di voi avrà un posto nella società e dovrà per i loro figli, per i loro nipoti, fare lo stesso lavoro che oggi facciamo noi per voi. Grazie.